Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a una Sibilla interattive e gratuite col vostro Marietto Veneziano. Come sapete in questi giorni è cambiato un po' gli influssi planetari, anche il clima al sud è aumentato e quindi ci sono sempre più richieste di consulti e quindi abbiamo dovuto far slittare purtroppo la live al posto che le canoniche 18 alle 19:08. Per gli amici che sanno ormai chi siamo, il Legame Marietto Veneziano opera nel settore da più svariati anni, diciamo. No? Sapete che abbiamo un sito del Capitano, ormai che è un punto di riferimento per la maggior parte delle persone che vogliono seguire la radiostesia, la radionica. Ci sono anche degli ebook fatti anche dai Legare sulla magia, piccoli ebook introduttivi, gratuiti, e poi chiaramente ci sono ormai i famosi circuiti radionici di Legare Marietto Veneziano che stiamo proponendo sempre gratuitamente dal 2015. Poi abbiamo anche una sezione shop dove quelle persone che vogliono qualcosa di più corposo, qualcosa di più insomma qualcosa di più, no? Qualcosa di più serio, qualcosa di più lungimirante. Noi abbiamo il famosissimo ormai e battutissimo albero sefirotico, che è un amuleto talismano magico radionico dove praticamente sono inseriti 8 programmi importantissimi di difesa radionica e quant'altro, anche delle piccole informazioni radioniche importanti di Giove. Insomma, c'è tanta carne al fuoco. Poi sapete che il Legame Marietto Veneziano anche hanno altre, come si dice, possono dare altri servizi, tipo i famosissimi sigilli di Salomone, che coprono una fascia di zone a livello eterico importanti. Praticamente quando uno nasce con dei buchi planetari, e i sigilli salomonici sono preposti a ricucire questi buchi planetari, quindi possiamo darvi anche questa offerta, costano 150 euro più 10 euro di spedizione. Poi abbiamo anche i famosi sigilli di Mosè, importantissimi proprio perché ormai, come già spiegavo dal 2010 il vostro Marietto Veneziano, ormai l'Europa è inutile nascondersi sotto un mucchio di sabbia come gli struzzi. L'Europa è in guerra contro la Russia e per il momento solo l'Ucraina è stata l'agnello sacrificale, ma in futuro il vostro Marietto, come aveva previsto che la Russia avrebbe attaccato l'Europa, anche noi purtroppo saremo sottoposti allo scontro. Quindi il Legame Marietto Veneziano propongono questi sigilli Mosè che sono molto più antichi di quelli di Salomone, e vi voglio ricordare che Mosè non era un profeta solo, non era un mago solo, ma era anche un generale, uno dei più forti generali di quell'epoca. Quindi era un tipo che quando faceva i sigilli, quando chiamava le forze planetarie, sapeva cosa stava facendo. E il Legame Marietto Veneziano sono sempre sul pezzo e propongono queste possibilità. Quindi mi raccomando, chi vuole sa che può rivolgersi al Legame Marietto Veneziano e chiedere questi sigilli di Mosè. Chiaramente hanno una lavorazione importante, una lavorazione forte, una lavorazione che richiede molto tempo e hanno altri prezzi, ma valgono tutto quello che uno paga. Poi chiaramente a richiesta il Legame Marietto Veneziano operano anche riti propiziatori di alta magia, ma questi vengono fatti esclusivamente tramite consulto e quindi si valuta qual è la strategia migliore. Vi ricordo che se uno vuole muovere le acque, perché capite, come dico già da molto tempo, fare sempre la stessa domanda alle live interattive gratuite e non muoversi è come un signore che va a pescare in un laghetto di acqua dolce e cerca di pescare un pesce cane. Capite che non dico che bisogna essere caduti dal seggiolone piccolino, però un grande punto di domanda una persona se lo deve fare per il semplice fatto che se le cose non si muovono in un modo bisogna per forza cercare strade eteriche, energie nuove per smuovere meglio, per dare una mano. Quindi
il decano emerito veneziano propongono anche questi riti propiziatori, che ogni rito, ogni persona può valutare tramite un consulto appunto la strada migliore anche a livello economico. Poi vi voglio ricordare che la nostra Hilde riceve chiaramente in modo gratuito, sempre su questo StreamYard, il lunedì alle 21:15 per mezz'oretta e il venerdì alle 21:15. Qui sotto vedete il numero, perché in alcuni casi si può anche telefonare in linea diretta, no? Solamente con le live, e si ha la priorità, naturalmente dando il nome e la data di nascita. Detto questo, vi ricordo che poi al venerdì sera il decano emerito veneziano puliscono a livello radionico i propri assistiti, e al martedì generalmente facciamo le pulizie per i vaccini, per quelle persone che hanno avuto il vaccino e affini, no? Per quelle persone che hanno avuto contatto con cose poco piacevoli e vogliono un rinforzo energetico. Nell'eventualità invece volete dal nostro Hildegarda un consulto professionale per magari appunto riti propiziatori o indagini con la sibillologia o con la radiestesia, qui sotto vedete il numero di telefono. Chiaramente vi ricordo sempre, prima si paga e poi si fissa l'appuntamento. Bene, detto questo, vi ricordo anche che abbiamo aperto ultimamente su Redbubble la possibilità per gli affezionati che vogliono acquistare una maglia con un simbolo radionico, possono farlo, un prezzo è interessante, noi non ci guadagniamo praticamente nulla, no, ma lo facciamo per la divulgazione della radionica. Quindi per tutte quelle persone che vogliono avere degli influssi radionici chiaramente blandi, ma nello stesso tempo importanti, sapete che il decano emerito veneziano si propongono anche su Redbubble. Bene, penso di aver detto tutto. Ecco, quindi se siete interessati a smuovere un po' le energie, è inutile fare sempre nelle live la stessa domanda, perché diventa come un pacco. E poi voglio dire una cosa, non funziona così: o si fanno delle domande e si attivano delle soluzioni, oppure è come scavarsi la fossa e caderci dentro. Bene, comunque andiamo subito alle domande. Vi ricordo il nome e cognome, scusate, il nome e data di nascita, e per quelli che sono da Face, mi raccomando, mettete l'iscrizione a StreamYard. Bene, partiamo subito se ci sono delle domande, e se chi fa le domande non è presente, chiaramente passiamo alla prossima. Bene, vediamo chi è dei nostri, vediamo un po' le persone che si sono aggiunte, un po' chi è dei nostri, chi vuole fare la domandina al maestro veneziano, e vediamo qui la domandina. Allora, prima di tutto saluto gli amici che mi hanno salutato, Pierluca, Pin Pepper, e vediamo un po'. Vediamo la prima domandina che c'è della nostra Milena Giovanelli. Ciao, buonasera. Quando ti va puoi vedere se partecipo al concorso Sine, entro in graduatoria. Va bene. Allora, la nostra Milena è del 71 e chiede se entra in graduatoria a Siena. Lei parteciperà a un concorso e vuole vedere se entrerà nella graduatoria. Chiediamo alle nostre sibille vediamo un po'. Vediamo un po'. Voglio far partecipare anche il Mario, che saluta. Buonasera, passavo solo per un saluto e grazie per tutto il tempo che giri. Mario, siamo sempre qui per voi. Sapete che il decano emerito veneziano si spendono da tantissimi anni anche nei corsi, nei gruppi di Telegram che facevamo anni fa. E Mario si vede che ci conosce da parecchio tempo. Bene, andiamo avanti con la nostra Milena. Per Siena, graduatoria, lei parteciperà. Vediamo un po'. Vediamo le sibille cosa ci dicono. Allora, sospiri e ammalato. Allora, la situazione, scusate, c'è Ercole che sta incentivando un po' con le sue vibrazioni. Allora,
Milena, sospiri, che cosa vuol dire sospiri? Beh, tu ci tenti, ci tieni, però vedo che l'ammalato è una carta importante perché sembra quasi, la partenza sembra difficile, sofferta, vedo che tu hai paura di perdere questa grande occasione e vedo che l'ammalato contribuisce a fare diventare più importante questo peso. Però guardiamo tutta la stesa completa, cosa ci dice, no? La partenza sembra un po' col freno tirato a mano. Allora, il passato vedo che il presente è positivo, vediamo il futuro. Allora, Milena, la situazione è così, vedo che il passato tu hai avuto una persona, vedi, una donna che non era positiva per tutto quello che facevi. Vedo che ti sei mossa, hai comunicato con varie persone, hai dei progetti importanti, però vedo che sei circondato da persone un po' gelose, no? E un po' che dicono, vedi, tutto il contrario di tutto, vedi, gelosie deliranti. Quindi la tua intenzione di proporti in strutture statali, comunali, è frenata da persone che sono un po' gelose di quella tua volontà, di quel tuo desiderio di proporti in queste tipologie di settori, no, di lavoro, no, movimento terziario. No. E vedo che c'è una donna che effettivamente è, cioè, ti sta al tacco, è negativa, ogni cosa che fai non vuole che tu riesci. Questo è il passato. Nel presente io vedo che hai delle occasioni, perché il gatto non è sempre negativo, non è sempre foriero di bugie, ma è anche occasioni che sembrano che ti stiano premiando, cioè tu ti stai impegnando, ci metti sentimento e molto probabilmente hai anche forse diciamo l'aiuto di qualcuno. Io dico che nel presente la situazione è positiva se ti muovi, è estremamente positiva, no? Quindi qualsiasi cosa che tu faccia nella direzione di far concorsi, io vedo che c'è l'affare, l'interesse, l'entusiasmo e la cosa è positiva. Poi vedo che tu sei una donna forte, coriacea, una donna che non molla mai, sta sempre sul pezzo, vedi? E sei molto disponibile a studiare, a intraprendere anche situazioni difficili in cui ci vogliono strategie. E vedo che nel futuro la situazione va nella direzione auspicata, perché vedi c'è fedeltà, l'imeneo. Quindi diciamo che l'evolversi sembra positivo, però purtroppo è il finale, sembra quasi che vedi c'è un gran signore che ti dà una mano, però ci sono dei blocchi dovuti non al concorso in sé o a quello che tu farai, perché tutto quello che tu farai sembra che sia fatto nella direzione giusta, sembra che ci siano proprio dei blocchi, no? Dovuti a qualcuno o qualcosa che impedirà cioè in poche parole il tuo esame andrà bene perché le sibille ci fanno indicare che avrai tutto dalla tua parte, ma il fatto poi che ti scelgano verrà bloccato molto probabilmente da qualcuno. In sintesi, tu sarai promossa, sarai presa, ma qualcuno è come se ci fosse una mano invisibile, perché vedi prigione, vedovo e omaggio prezioso stanno a indicare che la tua buona qualità c'è, la tua buona volontà c'è, la tua strategia c'è, ma oltre queste caratteristiche che teoricamente basterebbero e sarebbero oltre, no? C'è qualcuno là su nella stanza dei bottoni che farà in modo che tu non venga scelta. In altre parole, non dico perché mi ha detto queste cose, non le dice, che ci sono dei raccomandati, e non dico che tu non hai le qualità, io dico che le qualità ci sono tutte, la buona volontà, la fortuna, l'amore per lo studio, ma tutto c'è, però purtroppo lassù nella stanza dei bottoni c'è qualcuno purtroppo, vedi prigione, vedovo, che fa capire che cioè entri in graduatoria, potresti anzi ambire molto di più, ma il problema è che poi c'è qualcuno che frena, che è oltre le regole, è oltre il gioco, è oltre la verità, no? E quindi ti bloccherà. Comunque tu tutto quello che farai per questo concorso a Siena andrà alla grande.
Quindi c'è grande possibilità di entrare in graduatoria. Il problema finale è che quella persona lì ti mettere il bastone fra, no, sicuramente non solo a te, però dalle sibille che si sono viste tu le qualità ce le hai tutte, cioè la qualità, capisci, il materiale umano, lo studio, le competenze ci sono. Il problema finale è che le sibille ci dicono che alla fine entrerà qualcuno di nascosto e bloccherà l'avanzata. È triste doverlo vedere, ma è così. Quindi le sibille fanno vedere che tutto quello che farai per quel concorso sarà giusto. Il problema è che non sarà giusto quello che farà quella persona. Bene. Lo so, Milena, il problema è che cosa puoi fare? Hai fatto tutto quello che potevi, perché meglio di così non si può. Il problema è quella persona lì che sicuramente non solo a te, ma anche ad altri sicuramente, ma visto che guardiamo a te, quello lì è il tuo concorso, cioè le sibille vedono anche l'Imineo, vedono il contratto. Il problema è che poi salterà fuori al finale qualcuno che gioca a sporco, è tutto lì. Ok, però sei sulla strada giusta, cioè lì la qualità c'è. Bene, andiamo avanti. Allora, vediamo un po' se c'è una domanda di qualche persona nuova. Andiamo un po' le varie persone che si sono... Allora, vediamo un po' se ci sono domande interessanti che potrei fare. Allora, abbiamo la nostra Beatrice. Buonasera. Evolverà la situazione tra me? Allora, prima di tutto, Beatrice, ci sei? Se ci sei, batti un colpo e di sì ci sono. Poi chiede se evolverà la sua situazione fra Beatrice dell'85 e Umberto del 79. Allora, Beatrice, ti faccio le domande di rito perché non è chiaro. Beatrice c'è, e questo è già un punto. Allora, sei sposata, sei divorziata, sei single, avete figli, insomma, devi descrivere un po' la tua situazione, perché questo Umberto potrebbe essere vicino di casa che fa il lattaio. Allora, esci insieme con questo ragazzo, però non hai figli, giusto? Non siete sposati, giusto? Perché per quanto ne so potrebbe essere benissimo un Umberto capite? Vediamo un po' se ci dai qualche informazione in più, così che le sibille riescono ad aggiungersi, agganciarsi alla scena energetica di questo signor Umberto. Lui è separato, ha una figlia, ecco, perché quando esce ad esempio moglie con bambini, no, potrebbe essere vicino in casa che vi porta il caffè, oppure potrebbe essere la moglie con i figli. E tu non sei né sposato né figli. Bene, vediamo la nostra Beatrice. Com'è la Beatrice con Umberto? Lui è separato e ha un figlio. Bene, vediamo un po'. Allora, messaggi e viaggio. Sembra che ti stiano arrivando, Beatrice, delle informazioni, delle novità, no? Che porteranno dei cambiamenti. Adesso bisogna vedere se sono cambiamenti importanti o sono dei cambiamenti un po' claudicanti, dei cambiamenti un po' così. Allora, vediamo un po'. La nostra Beatrice col suo Umberto, vediamo un po' come evolverà la situazione. Allora, vediamo un po'. La nostra Beatrice cosa ci dice qua? Beh, io vedo che la Beatrice qui nel passato, non so, sembra che ci sia stato il ritorno di qualcuno. È una donna forte, è una donna dei grandi valori, la Beatrice, la vedo, perché c'è anche acculturata sicuramente, e io vedo lui che è molto disponibile. E sembra che magari l'Umberto o lo conoscevi già, però non sembra una new entry, sembra qualcuno che o l'hai rincontrato, insomma, qui c'è un ritorno di qualcuno nel passato, e questa è la linea passata. La linea presente, la linea presente, com'è questo Umberto qua? L'Umberto si presenta né bene né male, perché? Allora, qui c'è una giovane donna e la giovane donna, vedo che l'età parla chiaro, tu dell'85 è il nostro, aspetta, vediamo un po' la Beatrice perché fa degli aggiornamenti.
Allora, siamo usciti, poi c'è stata una separazione e ora riusciamo. Ecco, quindi c'è già stato qualcosa fra Beatrice. Ecco, brava Beatrice, dai degli aggiornamenti perché così si capiscono meglio anche le sibille, perché qua si vede che c'è un ritorno. Però, diciamo così, qui ci sei tu, no, Beatrice? Una donna giovane, una donna anche fortunata, e però vediamo lui. Lui come si presenta? Quando esce la carta dell'artista e il pensiero, sembra quasi un soggetto, un signore un po' tirchio di sentimenti, grandi doti, grandi qualità, un po' debole a livello economico, cioè non gestisce o non sa gestire bene il denaro o potrebbe gestirlo meglio. Grandi qualità, magari sa suonare bene la chitarra, il piffero, è un modo scherzoso di dirlo, no? Il violino, no? Però a livello sentimentale gli piace più prendere che dare. Infatti vedi qua, sta pensando a te, però non è tanto un tipo che gli piace dare sentimenti, ma gli piace più prenderli, quindi attenta. Vediamo nel futuro, questa è la linea del futuro, vedi? C'è il ladro, sembra che voglia fare cose di nascosto per la casa, in un modo anche molto forzutello. Allora, io qui non so, perché chiaramente io di Beatrice non so nulla, però esatto, brava Beatrice, brava. E infatti qua vedi che c'è lavoro, lo stavo per chiedere. Vedi? Lui è bloccato per via di un possibile trasferimento per il lavoro. Vedi qua? Qui non si capisce bene perché qui c'è il lavoro, c'è la legge, vedi? Qua c'è proprio, stavo facendo questa domanda, perché qua c'è il lavoro, il mercante. E allora qui non si capisce bene, visto che non conosco nulla di questo signore, non si capisce bene una cosa, perché sul lavoro c'è freddezza, ma potrebbe essere anche giudizio o potrebbe essere qualcosa di illegale. Attenzione, o potrebbe essere lui che ti sta osservando o ti ha conosciuto sul posto di lavoro o ti sta osservando in modo analitico, pragmatico e anche un po' freddino. Allora, tiriamo un po' le somme. Nel passato si è visto un andare avanti e indietro, un ritorno, un comeback, un'uscita. Nella linea presente vedo che tu puoi scegliere, però lui è un tipo un po' a livello sentimentale è corto, braccino corto, un po' chiuso, gli piace più prendere che dare, sai quelle cose lì, no? Nel futuro vorrà fare cose un po' di nascosto, ancora, come si dice, sommerso, no? Per via di questioni a casa, molto probabilmente, o per questioni di casa, di qualcosa di materiale. E poi influisce anche il lavoro, è vero quello che dice, perché c'è il lavoro, ma potrebbe essere anche lui che è molto guardingo. Però la Beatrice chiede, ma come va a finire questa storia? Beh, lo vediamo subito. Leggerezza, lui che ti fa una corte sfrenata, speranza e fedeltà. Beh, allora, le sibille vanno massimo un anno, diamo buono che vanno 6 mesi. Beh, io direi che con speranza e fedeltà e l'amante, beh, io direi che c'è qualcosa che fa sperare bene. Io direi che c'è grande volontà di costruire qualcosa. Certo che devi prendere in considerazione che magari lui ha sentimenti, è un pochettino stretto e che magari ha qualche piccola debacle a casa e tiene nascosto qualcosina. Quindi il finale sembra glorioso, però strada facendo, ci potrebbero essere dei piccoli scivoloni. Comunque sembra che alla fine va di bene con Umberto. Bene, vediamo un po'. Ok, vediamo qua. Beatrice ringrazia, bene. Ok, vediamo un po' se c'è qualche novità di domande. Ok, vediamo un po' se c'è. Vediamo se c'è la Fabiana d'Alessandro.
Ciao, sono Fabiana del 2001, vorrei sapere se ritorna Michele del 2000. Grazie mille. Fabiana, se ci sei, non chiedo se avete figli perché lo vedo difficile, però non si sa mai. Se ci sei dai un colpo, se no passiamo alla prossima domandina. Oh, la Fabiana c'è. Brava Fabiana, promossa. Allora, Fabiana c'è e vediamo un po' se questo Michele, questo signore Michele del 2000. Ciao, sono Fabiana del 2001, vorrei sapere se torna Michele del 2000. E un po' se il nostro Michelino fa una retromarcia. Ilde, si dice retromarcia? La Ilde è di là che sta lavorando. Bene, vediamo un po'. Se Michele fa la retromarcia. Vediamo un po'. Gelosia e donna in servizio, sono carte un po' pesanti, perché qui è entrata un po' in scena la gelosia e magari tu Fabiana eri un pochettino gelosa, eri un pelino sopra le righe, oppure poteva essere geloso lui, tu però sempre disponibile, sempre veramente Fabiana molto disponibile, sai la donna in servizio è sempre una bellissima carta, però è seguito dalla gelosia, che potrebbe essere anche problemi finanziari, insomma, visto che non conosco niente di te, direi che il taglio è 50-50, diciamo che è una via di mezzo. Vediamo un po'. L'amiconia, ma in passato sembra che sia già andato e tornato. Vediamo un po', perché siete giovanissimi, Ma guarda, allora Fabiana, sei giovane, tu hai tutta la vita davanti, sei del 2001, caspiterina, vai tranquilla che sicuramente ci saranno altri e tanti altri Micheli, perché la vedo un po' un birichino sto Michele, Quindi guardiamo un po', nel passato sembra che tu hai sofferto molto per lui, che lo ami, lui magari ti spiava, ti guardava di nascosto, ti controllava, sembra che ci sia già stata un'andata e ritorno. Però dai, tutto sommato, forse non abita neanche molto vicino a te. Però io vedo che ci potrebbe essere un comeback, ma Fabiana, non fidarti, perché vedi qua freddezza, dirà tutto il contrario di tutto. Poi forse entrano anche in scena i genitori, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va e poi ti vedo piangere, guarda un po'. Vedi, tu che piangi nel futuro, sei speranzosa, però vedi lui, gli piace molto probabilmente avere altre conoscenze. E quindi, cioè, il problema, sai cos'è Fabiana? Io se fossi in te, visto che ti vedo piangere nel futuro, vedo che sei molto speranzosa, ma vedo che lui molto probabilmente avrà dei flirt, poi magari un fuoco d'artificio, però poi vedi disgrazia, sono sibille pesanti, sibille che fanno presagire qualcosa che non è piacevole. E poi nella linea futura avrete dei litigi molto probabilmente, delle discrepanze. Quindi secondo me io guarderei altrove anche perché sei giovane, sei piena di vita e hai tantissime altre possibilità. Quindi è più un no secco perché il santo qui non vale la candela. Proprio, guarda, Eliana, te lo dico perché potresti essere mia nipote, anzi mio nipote, il maretto ti consiglia di lasciare il Mickey Mouse perché ci sono carte troppo impegnative che ti fanno piangere, soffrirai per nulla, quindi il santo non vale la candela. Bene, cari amici, abbiamo fatto mezz'ora, vi ricordo a chi non ho risposto, se sono domande nuove chiaramente, il De Garda, lo sapete, 21:15 venerdì su questo StreamYard, vi ricordo che siamo qui per voi, se volete i consulti sapete che il De Garda c'è e metto qui il numero di telefono, 20 euro 45 minuti. E niente, noi ci siamo sempre per voi, se volete consulenza sapete che potete trovarci e via dicendo. E mi raccomando, fate tam tam perché il Marietto Veneziano e il De Garda ci sono sempre per voi. Grazie e alla prossima.